Buongiorno, ben ritrovati in diretta, nuova edizione di Focus TG. C'è moltissima cronaca anche oggi, molti collegamenti dal territorio. Per quanto riguarda il territorio che di solito naturalmente trattiamo con particolare attenzione, la parte diciamo del Vicentino, Bassanese, Padovano eccetera, purtroppo oggi è funestata dalla notizia della morte ieri sul lavoro di un ragazzo di appena 21 anni, Andrea Canzonieri, che era originario della zona di Castagnero, da cui è collegato in diretta insieme a Simone Squarcina il nostro Daniele Garbin, che ha raggiunto il sindaco. Purtroppo siamo a registrare l'ennesima giovanissima morte, avvenuto in un cantiere di Sottomarina, ma il nostro Daniele poi ci riproporrà anche il servizio con cui la redazione di Venezia ha ricostruito la dinamica dell'incidente, su cui indagano naturalmente Spisal e Carabinieri. A te Daniele, buongiorno. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori, confermo, siamo a Castagnero, con me il sindaco Marco Montan. Buongiorno a tutti. Ecco, siamo qui proprio perché, come dicevi, si era trasferito qui da poco, a dire la verità, Andrea Canzonieri con la famiglia, proveniva poco più in là dal paese di Barbarano Mossano, ragazzo del 2003, 21 anni, che da 15 giorni, ricordiamo, proprio aveva cominciato a lavorare in questa ditta, ecco, in questo posto, a dire la verità, si stava inserendo, ecco, però si stava creando una rete di amicizie. Sindaco, com'era la situazione? Beh, la loro famiglia è venuta qua da Barbarano Mossano nel 2019, quindi diciamo che la loro rete di amicizia era sicuramente a Barbarano. Dispiace perché è un ragazzo giovane che ci lascia e non dovrebbero mai succedere queste cose. Lui comunque era inserito, anche dei miei consiglieri dicevano, lo vedevano, andava a scuola perché si era diplomato l'anno scorso e quindi cominciava a farsi l'amicizia. Purtroppo è arrivata la pandemia e il Covid, quindi adesso cominciava a crearsi questa amicizia. Un ragazzo di 21 anni. Ecco, a proposito, subito come è scomparso, ripropone il tema degli incidenti sul lavoro. Allora io manderei il servizio così vediamo esattamente come è andato, fatto e realizzato i nostri colleghi appunto della redazione di Venezia. È stato colpito alla testa poco prima di mezzogiorno da una grossa lastra metallica per getti in opera durante il turno di lavoro per la costruzione di un nuovo condominio in via Marco Polo a Sottomarina. Per lui non c'è stato nulla da fare. Così ha perso la vita Andrea Canzonieri, operaio di 21 anni residente nel Vicentino, l'ennesima vittima sul posto di lavoro. Tempestivo l'arrivo del suo M118, intervenuto anche con l'elisoccorso, ma ogni tentativo di salvare il ragazzo è stato vano. Troppo gravi le ferite riportate. Il paese è sconvolto. Uscire la mattina, salutare magari i genitori, dire ciao, ho fatto colazione, tutto a posto, ci vediamo, e poi perdere la vita in un cantiere di lavoro insieme poi vicino ai colleghi di lavoro mentre si sta anche lavorando sodo, perché io abito proprio lì vicino, è un cantiere comunque importante, da giorni che stanno lavorando anche tante persone. L'appello è quello veramente di prestare la massima attenzione, perché una svista, un errore umano, una fatalità mai dà per scontato, ma a me non accade, ma sì, abbiamo sempre fatto così. Dispiace tanto. È lavorando molto grave, tanta gente che muore. Troppa. Sul posto carabinieri, polizia, sanitari del SUEM e tecnici dello Spisal per ricostruire la dinamica dei fatti. Unanime l'appello dai sindacati. Dobbiamo decidere di mettere al primo posto la sicurezza sul posto di lavoro. La sicurezza sul posto di lavoro non deve essere una spesa, ma una possibilità di lavorare bene. È un stillicidio, è una cosa che non si riesce più a redimere. Con la Regione Veneto c'è un protocollo impiantato che non riesce ad andare avanti. Sono sicuro che con i protocolli non si risolvono i problemi, ma non si può essere qua sempre a piangere i morti. Bisogna fare di più e fare meglio. Questa indignazione l'abbiamo raccolta anche noi proprio qui in zona, proprio a ridosso di dove abitava Andrea, e anche il sindaco. È una cosa che non ci fa l'abitudine, indigna, e addirittura molte persone non hanno voluto commentare. Abbiamo difficoltà anche a raccogliere talmente la rabbia che si prova qui per una tragedia simile. Lei faceva una considerazione poco fa, sindaco. Sì, come ho detto, le morti sul lavoro, cosiddette morti bianche, non devono mai succedere, a maggior ragione quando vengono spezzate vite di 21 anni
che avevano appena cominciato a lavorare. Purtroppo viviamo in questo periodo, è passato un anno, l'anno scorso, il 16 febbraio, dei 5 morti della tragedia di Esselunga a Firenze, proprio travolti da una trave, e bisogna investire sulla sicurezza, tutti quanti lo dicono, però purtroppo, come si può vedere, cantieri PNRR, fretta di finire, tante volte si dimentica e si mette davanti qualcos'altro, quindi investiamo su questo, anche perché adesso il magistrato, lo Spisa a fare le sue indagini, però alla mamma, ad Alessia, non verrà più ridato il suo figlio di 21 anni, quindi non c'è indagine, non c'è risarcimento che tenga su questo. Ecco, proprio su questo sappiamo che c'è un'indagine in corso, al momento non abbiamo ancora una data del funerale. Quello che possiamo dire comunque è una cosa certa per il momento. Sindaco, prima di restituire la linea, qual è? Sì, ho saputo che il funerale verrà celebrato qua a Villa Ganzella, nella nostra chiesa di San Michele Arcangelo. La data non si sa ancora perché ci sono indagini in corso. Anche il sindaco di Chioggia mi ha chiamato, ha detto che quando sarà data vuole presenziare anche lui perché ci tiene a questo, quindi mi sono ripromesso di sentirlo quando saprò la data. Ecco, questo fatto allora anche noi seguiremo ovviamente il caso. Per il momento allora la ringraziamo, Sindaco. Grazie a voi. Ecco, restituisco la linea allo studio. Grazie a Daniele Garbin, grazie al Sindaco naturalmente. Purtroppo eravamo in diretta un paio di giorni fa dal Tribunale di Treviso con la nuova udienza per il processo per la morte in cantiere, anche lui, di Mattia Battistetti, 23 anni, di Montebelluna, un caso tragicamente simile, quello di Andrea, morto sul lavoro a Sottomarina. Adesso andiamo invece a Padova, proprio in città, a Prato della Valle, perché Casa Pound è tornata con i propri gazebo in piazza dopo la brutale aggressione dei giorni scorsi da parte di alcuni attivisti del centro sociale Pedro. Ci dice tutto Federico Fusetti, che vedo in diretta con un ospite. Federico. Buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori di Focus TG. Siamo tornati in Prato della Valle, sono uno dei luoghi simbolo di Padova. Perché? Perché la settimana scorsa, lo ricorderete, proprio qui, in questo esatto punto dove ci troviamo adesso, c'è stata quella che è stata definita davvero una aggressione da parte di attivisti del centro sociale Pedro ai danni dei giovani che erano qui, militanti di Casa Pound, per una raccolta firme, una aggressione violenta, tanto che c'è stata una persona ferita anche in maniera piuttosto grave, e l'intervento delle forze dell'ordine con 22 attivisti che sono stati denunciati. Le indagini vanno ancora avanti e noi siamo con il responsabile regionale di Casa Pound. Buongiorno. Intanto le chiediamo come sta il ragazzo ferito. Ma il ragazzo ha subito un intervento chirurgico, adesso lentamente si sta riprendendo, ha subito delle fratture al volto, aveva dei problemi correlati alle fratture all'occhio e appunto ha subito un intervento, gli sono state applicate delle placche in titanio, ma adesso è in ripresa e diciamo per quanto possibile comunque con un umore propositivo e alto ancora. L'altra domanda che le faccio è perché siete qui? Qual è il motivo per cui c'era questo banchetto sabato scorso e c'è di nuovo oggi? Ma in realtà il banchetto si colloca all'interno di un ciclo di banchetti e di una campagna che è quella della remigrazione che Casa Pound sta portando in questi giorni avanti in tutte le piazze d'Italia. Quindi il banchetto ci sarebbe stato comunque, chiaramente assume un certo tipo di valenza perché vogliamo mostrare che rispetto ai metodi mafiosi utilizzati dall'antifascismo non è sicuramente con l'utilizzo di metodi mafiosi o di intimidazioni che a noi sicuramente non intimidiscono che noi andiamo a variare quelle che sono le nostre campagne o che arretriamo rispetto a quelle che sono le nostre convinzioni e le nostre idee. Quindi siamo di nuovo a Padova, siamo di nuovo in piazza e sicuramente quello che non si capisce è che atti di questo genere a chi ha dalla propria la convinzione e la forza delle proprie idee non fanno patire un arretramento ma in realtà le cementano ulteriormente, quindi siamo ancora più convinti e i banchetti proseguiranno nelle piazze di Padova. Ecco, l'altra domanda a Carlo Cardona, poi la saluto. Fra l'altro ci sono forze dell'ordine presenti ovviamente in maniera notevole, anche in maniera discreta, perché non è che poi siano così
così evidenti, ma ci sono a poca distanza. L'ultima domanda, dicevo, è legata ovviamente anche a quello che è successo, e la reazione delle persone, perché qui siamo al centro del mercato di Prato della Valle, quindi davvero attorno a me, a Cristian Roccaiende che ringrazio, ci sono centinaia di persone. Che reazione c'è stata da parte loro? Beh, chiaramente le persone normali rimangono, come si può dire, investite e colpite da un atto violento, anche perché sono persone che stanno semplicemente facendo la spesa al mercato e non si aspettano una scena di questo tipo. Se invece la domanda è in riferimento al banchetto, alla campagna e al tema, quello che noi registriamo, ma siccome è un dibattito che si sta sviluppando, come sapete, in tutta Europa, con varie forze politiche anche slegate da loro che stanno portando avanti il concetto di remigrazione, la valutazione che noi stiamo facendo è che comunque ci siano ampi segmenti della popolazione che sono interessati e iniziano a comprendere questo tipo di messaggio e ad abbracciarlo, e noi quello che riscontriamo è effettivamente, in un mercato popolare al centro della città, una grandissima attenzione da parte delle persone rispetto al tema della remigrazione, che forse è proprio quello che dà fastidio a una certa sinistra e ai centri sociali. Stiamo raccogliendo centinaia di firme, noi facciamo abitualmente banchetti con campagne le più differenti. Devo dirvi la verità, questo particolare tema sta veramente interessando tanto le persone. Noi oggi abbiamo raccolto un paio di centinaia di firme in poche ore, quindi questo è un po' lo stato delle persone. La gente non è abituata ad avere un esercizio di violenza quando esprime una propria idea, perché poi quello che si rischia di cadere è nel tanto amato paradosso di Popper, cioè che bisogna essere intolleranti con gli intolleranti, ma nel momento in cui si enuncia questo principio, l'enunciante diventa automaticamente intollerante a sua volta e quindi ricade nel non dover avere tolleranza. È quello che fanno quelli del Pedro, insomma, pensano che con la violenza si possa tappare le bocche. Hanno sbagliato proprio, se non altro, organizzazione politica. Casa Pound sarà sempre in piazza. Grazie a Carlo Cardona, responsabile veneto di Casa Pound. Lina, ti restituisco la linea. Grazie a Federico Fusetti per questo collegamento, grazie all'ospite naturalmente. Abbiamo visto la situazione in Prato della Valle. Allora, prima di andare a ICFARM, il campus scolastico di Roncade, in cui nella notte si è sviluppato un furioso incendio, per fortuna non sono stati registrati feriti, facciamo un aggiornamento sulla pista da bob di Cortina, altro tema che sta facendo davvero il giro del mondo, visto che riguarda le Olimpiadi e le gare che si dovranno disputare a Cortina fra un anno. È intervenuto il presidente del Veneto Zaia confermando l'atto vandalico, perché c'era stato un momento di dubbio se si fosse trattato davvero di un gesto volontario oppure di un cedimento. Zaia dice: confermo l'atto vandalico, o meglio il sabotaggio, visto e considerato che si è tolto un tubo, però comunque si va avanti, anche perché siamo pronti con la prova di primo congelamento della pista la prossima settimana, lo ha detto appunto Zaia intervenendo a Radio 24. Allora andiamo a risentire il servizio della nostra redazione di Belluno su quello che è successo. Sabotaggio nel corso della notte al cantiere della pista olimpica di bob slittino e skeleton di Cortina d'Ampezzo, nonostante il servizio di sorveglianza garantito da vigilantes e forze dell'ordine in barba a telecamere e fotocellule anti-intrusione. L'ha denunciato Simico, la società Infrastrutture Milano Cortina 2026, con il suo amministratore delegato e commissario di governo Fabio Massimo Saldini. Questa mattina abbiamo ritrovato un tubo di refrigerazione che, anziché essere dove era stato posizionato, era in mezzo alla strada. Abbiamo fatto alcune verifiche anche per escludere che si fosse trattato di scivolamento, e mi sento di escluderlo. Peraltro il tubo che vedete nelle immagini ha bloccato la circolazione stradale, creando notevoli disagi ai lavori del cantiere dei Giochi Olimpici e Paralimpici alla vigilia dei test di ghiacciamento e dei sopralluoghi CIO annunciati per la prossima settimana. È un atto di danneggiamento che si somma a piccoli altri già successi.
aumentiamo l'allerta, non pregiudicherà lo svolgimento della preomologazione e non ci sono danni significativi. Le reazioni, tutte di unanime condanna, non si sono fatte attendere. Se i signori del no, come è avvenuto per la TAV e altre opere, pensano di bloccare il progresso in questo modo, inaugurando una stagione di terrore, si sbagliano. Le parole affidate all'agenzia ANSA dalla senatrice della Lega Erika Stefani, mentre su Facebook il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini scrive: non ci faremo intimidire all'odio e al livore, rispondiamo con l'Italia dei sì alle opere, senza sosta e senza paura. Di atto vile, ingiustificato, ignobile e di puro terrorismo non solo contro l'Italia ma le Olimpiadi parla il sindaco di Cortina Gianluca Lorenzi. Il sabotaggio è stato denunciato alle autorità competenti. Dovremmo aumentare la sicurezza, anche essere più attenti a quello che facciamo. Il 24-25 inizieremo il congelamento della pista con l'accensione della centrale, quindi capisce bene che la sicurezza a quel punto dovrà essere assoluta, non possiamo più permetterci fatti di questo tipo. Allora, come annunciato, andiamo a vedere le impressionanti immagini di Each Farm, dove c'è stato un violento incendio della notte con danni davvero ingenti. Sul posto per noi Christian Arboit e Simone Merlo. Le operazioni di bonifica sono ancora in corso qui in via Sile a Catron, sede di Each Farm, dove un violentissimo incendio si è sviluppato nella notte e ha interessato il caseggiato che adesso vi mostra il nostro Simone Merlo. Si tratta del centro direzionale dell'Each Farm e le fiamme si sarebbero sviluppate dalla sala server, quindi dal cervellone centrale della sede di Each Farm. Per tutta la notte hanno operato uomini e mezzi dei vigili del fuoco confluiti da ogni angolo della Marca e della provincia di Venezia. Alla fine hanno operato 21 operatori. In questo momento sono in corso anche i rilievi da parte dei tecnici dell'ARPAV. Una nottata di mobilitazione, una nottata di paura anche per i residenti della zona. Qui con me la signora Elena. Ecco, come è andata? Sono stati attimi di paura, perché noi da casa sentivamo degli scoppi, credo che fossero state le finestre che scoppiavano, quindi già un po' prima che avevo spento la televisione per andare a letto e ho sentito questi forti rumori, poi ho sentito anche i vigili del fuoco che passavano e con il marito siamo venuti a vedere e quando siamo arrivati non ci facevano passare, poi siamo venuti a piedi e niente, quando siamo arrivati qua l'aria era completamente irrespirabile, ti sentivi proprio in gola che non si faceva fatica a respirare, le fiamme erano molto alte, quindi una cosa un po'... Sì, che ci ha messo un po' d'ansia, insomma, di paura. E anche altri residenti ci hanno confermato, non appena siamo arrivati, che l'aria era davvero irrespirabile. Da qui anche l'intervento dei tecnici dell'ARPAV. Tra l'altro c'è da dire che anche adesso l'aria, insomma, non è del tutto respirabile. No, assolutamente, no. Infatti anche noi in camera, pur essendo che è qua da vicino, comunque ci sentivamo anche in camera ancora il forte odore di fumo, quindi anche adesso abbiamo ancora la gola un po' che ci dà fastidio, insomma, ecco. Quindi chiedete, diciamo, anche dei chiarimenti ad ARPAV per rimanere tranquilli. Esatto, giustamente, sicuramente lo faremo. Grazie signora Elena. Con Simone Merlo ci avviciniamo per un attimo al luogo delle operazioni di bonifica. Due le squadre che sono rimaste sul posto qui a Catron, che stanno operando senza soluzione di continuità. Come potete vedere c'è ancora del fumo, quindi si stanno sviluppando diversi focolai. Fortunatamente, questo va detto, chiaramente non ci sono state persone rimaste ferite, non ci sono quindi danni a persone fisiche, ci sono però parecchi danni e questo è del tutto evidente all'immobile che fino a ieri sera a mezzanotte ospitava il centro direzionale di Each Farm. Quindi lo vedete, uomini in azione che stanno prelevando anche dell'acqua dai vicini canali proprio per spegnere eventuali focolai. Le operazioni andranno avanti con ogni probabilità per tutta la giornata. Sul posto è arrivato anche il sindaco Marco Donadel e la situazione, come vedete, è in evoluzione, va detto, in piena sicurezza per le persone, salvo i rilievi dell'ARPAV che diranno appunto
se l'aria sia o meno inquinata, ma anche per i rilievi dell'ARPA con ogni probabilità ci vorranno delle ore. Grazie a Cristiana Arboite e a Simone Merlo. Avete visto Vigili del Fuoco in azione da questa notte, davvero uno sforzo immenso per cercare di contenere le fiamme ed evitare naturalmente che si propagassero agli altri edifici, e in questo senso c'è stato, chiederei cortesemente alla regia di mostrarlo, eccola qua l'immagine del soccorso a un vigile del fuoco che proprio in questi minuti, negli scorsi minuti, si è sentito male, ha accusato un malore, probabilmente anche per la molta stanchezza per quello che è stato fatto in tutte queste ore a H Farm, e ovviamente i suoi colleghi se ne stanno prendendo cura e probabilmente avranno anche poi chiesto il supporto del 118, vedremo. Allora, fin qui quello che è successo a H Farm. Questo è un fine settimana di carnevale naturalmente. Allora andiamo a Venezia, da Piazza San Marco c'è Filippo Fois insieme ad Alberto Pivetta, perché c'erano state delle belle polemiche, no? In settimana, Filippo, sulla eccessiva affluenza di persone. Si era detto mettiamo il ticket d'ingresso anche ai veneti, perché comincia a diventare un problema questa affluenza di visitatori a Venezia. Il carnevale sappiamo che attrae necessariamente davvero migliaia di persone. A te. Sì, buongiorno Lina, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Allora, io inviterei Alberto Pivetta, siccome abbiamo il privilegio di trovarci sul palco che è stato montato in Piazza San Marco, di farvi vedere com'è la situazione adesso in piazza. Ci sono varie maschere che sono state selezionate tra quelle che si trovavano in piazza, che sono state invitate a mostrarsi di fronte a questo pubblico che vedete veramente molto folto. Oggi, tra l'altro, tra poco c'è anche la partita di calcio tra Venezia e Lazio allo stadio Pierluigi Penso, però dobbiamo dire che per quello che abbiamo visto c'è tanta gente, ma la situazione è molto fluida, come si dice in questi casi, traffico intenso ma regolare. Noi tra l'altro, traffico intenso ma regolare, dicevamo, Andreoli è il padrone di casa qui, perché è diciamo il presentatore ufficiale delle iniziative qui in piazza. A Venezia de Paron de casa, di padroni di casa ne abbiamo uno che è il campanile di San Marco, che ma al di là delle battute, io mi occupo un po' del coordinamento di tutta la città storica, che oltre a San Marco ospita parchi un po' in tutti i campi. Il carnevale ovviamente è una macchina complessa, tanti attori che ci lavorano per far divertire le persone in centro storico, a Mestre, in terraferma, all'Arsenale con il water show, insomma ne abbiamo di tutti i tipi, i colori di maschere e di più. Adesso chi c'è sul palco? Allora, in questo momento abbiamo appunto la sfilata della maschera più bella del carnevale. Noi ogni giorno abbiamo 3 manche in cui invitiamo gli amici mascherati a partecipare a una sorta di contest. È una sfilata, non è un vero concorso, è un gioco dove il pubblico applaude la maschera che piace. Acclamazione, diciamo. Per acclamazione. Stasera arrivano le Marie anche. Sì, oggi intorno alle 16 in Piazza San Marco arrivano le Marie. È un momento molto importante per noi veneziani, perché la rievocazione storica di queste 12 ragazze che nel Medioevo erano povere, dotate dal doge per potersi sposare, oggi invece sono magnifiche rappresentanti del carnevale. E forse non si vogliono sposare così presto? Si sa che al giorno d'oggi è un po' cambiata, un po', no, l'usanza del matrimonio, magari le ragazze di oggi sono meno attente, ma non è vero, perché poi l'amore è comunque al carnevale di Casanova, l'amore è protagonista assoluto per le Marie, ma per tutte le amiche e gli amici che ci sono venuti a trovare. Poi naturalmente ricordiamo anche che sono cominciati gli spettacoli d'acqua all'Arsenale, che sono una novità di questi ultimi anni, molto apprezzata peraltro, perché sono molto belli. Diciamo che il Carnevale di Venezia abbraccia la tradizione, vedi le Marie, il Settecento, i nostri bei costumi nella città storica, all'innovazione di uno spettacolo sull'acqua con grandi effetti appunto d'acqua, di fuoco, ed è la parte più forse moderna, più contemporanea, che all'Arsenale va in scena per 2 repliche ogni sera. Massimo, in questo momento quanta gente ci sarà in piazza e quanta ne prevedete? Aspetta che li conto. 1, 2, no, non lo so, parliamo sempre di migliaia di persone, io credo che
tranquillamente un 20.000 persone che girino nell'area marsana ci siano, però ripeto è sempre un po' difficile e per fortuna, questo bisogna dirlo, il carnevale diffuso nei campi ci permette di assorbire con meno impatto questa grande onda di divertimento che sono i visitatori del carnevale. In conclusione proprio l'invito che potremmo fare a chi ci sta seguendo adesso di andare a scoprire anche la cosiddetta Venezia minore, perché ci sono tante iniziative molto interessanti non solo in piazza San Marco dove comunque tutti sono benvenuti, ma anche in giro per la città. Assolutamente, Campo San Geremia, Campo Santa Maria Formosa, Campo San Cassian, San Giacomo dell'Orio, all'Esedra di Via Garibaldi. Chi conosce Venezia sa che il carnevale è perdersi e scoprirla. E allora perdetevi nel Carnevale di Venezia. Io ringrazio Massimo Andreoli dell'ospitalità e ti restituisco la linea. Grazie, buon divertimento. Vediamo una piazza davvero magnifica e vedremo se anche in questo fine settimana si riuscirà a essere, diciamo, a vivere in maniera vivibile questo carnevale a Venezia, oppure se ci saranno le solite polemiche. Noi ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, torniamo tra pochissimo, abbiamo ancora tanta cronaca e altri collegamenti. Di nuovo in diretta, eccoci, ben ritrovati col nostro Focus TG di oggi che termina alle 13, lo sapete, il sabato un pochino più corto. Cerchiamo di raccontarvi più notizie e più cronaca possibile naturalmente in questa edizione. Allora subito, se possibile, regia sul homepage del Gazzettino, perché per fortuna è rientrato, lo vedete qui sulla sinistra, l'allarme per la scomparsa di una quindicenne da Mogliano Veneto. Era andata a scuola ed era scomparsa, i genitori avevano lanciato l'allarme, è senza documenti e cellulare. Oggi il ritrovamento da parte di un conoscente, la ragazzina è tornata a casa e sta bene, quindi tutto si è concluso per il meglio. Andiamo alle rapine e ai furti adesso, perché c'è stata un'importante operazione dei carabinieri di Verona. Sapete che Verona, territorio davvero in cui ha imperversato una banda che sarebbe finalmente stata smantellata. Vedete il video in questo caso di una rapina, di una tentata rapina a gennaio dell'anno scorso ai danni della pizzeria La Cascina di Bussolengo. 3 persone sono state raggiunte da un'ordinanza di custodia in carcere per questo episodio. A eseguire i provvedimenti proprio i carabinieri di Verona. In quel caso i malviventi agirono poco dopo la mezzanotte, uno armato di pistola e il complice con il coltello entrarono urlando questa è una rapina. Sarebbero alcuni di questi personaggi anche protagonisti di un'altra rapina messa a segno da una banda nel febbraio 2024, lo vedete, davvero impressionante, a un distributore di benzina sulla tangenziale sud di Verona, e poi lo ricorderete alla gioielleria Gioielli di Valenza, al centro commerciale La Grande Mela di Bussolengo. Per quel fatto i carabinieri arrestarono a ottobre 2 dei 3 autori e qui appunto c'è un po' la chiusura di un altro cerchio, ecco, relativo alle azioni, l'avete visto, violentissime di questa banda che nel caso del distributore di benzina ha letteralmente sfondato la porta d'ingresso. Ancora, perché i furti purtroppo, lo sapete, ve ne raccontiamo spesso, sono ai noi all'ordine del giorno. Nel corso del pomeriggio di ieri, siamo nella Marca Trevigiana in questo caso, i carabinieri di Maserata sul Piave hanno fermato 3 giovani del posto, un 19enne, un 18enne e un ragazzo di appena 16 anni che avevano appena perpetrato un furto all'interno della tessitura Monti, azienda situata in via Sartore, attualmente in procedura fallimentare. Un testimone ha chiamato il 112, i 3 avevano praticato un varco nella recinzione dell'immobile, sottratto un divano dal magazzino, però poi allontanarsi a bordo di un'auto. Sono stati intercettati, i carabinieri hanno recuperato la refurtiva che è stata restituita al curatore e sequestrato una pinza e un tronchese, eccoli qua, verosimilmente utilizzati per aprire il varco nella recinzione. I 3 sono stati denunciati a piede libero per furto aggravato in concorso. A Vicenza invece non hanno pace i negozi, 4 colpi in poche ore tra spaccate ed effrazioni messi a segno la notte scorsa tra il centro storico e la zona di Viale San Lazzaro.
Negozi nel mirino dei malintenzionati, notte di spaccate a Vicenza. Qui siamo in Viale San Lazzaro, dove è stata forzata la porta, rubati i cassetti del registratore di cassa con cui sono scappati in bicicletta e una volta svuotati li hanno abbandonati al parco. Con il cacciavite hanno scassinato la porta, sono entrati, hanno preso i 2 cassetti della cassa, dove bene o male di soldi tanti non ce n'erano. Però non ci sentiamo più sicuri, visto che anche i furti passati, che vanno riscontrati a poco tempo fa, non c'è più sicurezza. A pochi passi da qui, al bar di Piazzetta dei Nobel, per introdursi hanno infranto la vetrina, rubate le monete del fondo cassa che in parte hanno perso durante la fuga. Ha trovato appunto la vetrata lì, la vetrina spaccata. Insomma, sono arrivata subito, ho chiamato i carabinieri, insomma, perché hanno provato a sfondare la porta, ma siccome dentro ci sono i ganci non sono riusciti, quindi hanno spaccato la vetrata. Per la sicurezza, perché ok i danni che sono stati fatti, però più che altro l'importante è la sicurezza, perché io da donna che sono qua anche il pomeriggio, nel senso fino alla chiusura, e dopo questo ti senti un po' meno sicura, diciamo, di lavorarci. Notte impegnativa anche per il centro storico, colpita la barbieria di Contrà Porta Santa Croce, titolare che si è trovato stamattina con la vetrina infranta. Probabilmente entrati con un piede di porco hanno forzato il vetro che è saltato in 1000 pezzi. Cosa ha trovato dentro il negozio? Una bara Honda a non finire e nient'altro, insomma, vetri dappertutto. Cosa le hanno portato via? Il fondo cassa, un centinaio di euro e nient'altro. Per lui è la terza volta negli ultimi 10 anni, nonostante l'attività sia aperta da 45. Terza volta che vengono e appunto disagi notevoli, perché valore derubato poco, però vetrine, vetri, mettere la grata, rinforzare le serrature, ma non serve a niente, arrivano e fanno quello che vogliono. E il disagio dei clienti di sdire le chiamate e tutto quanto, gli appuntamenti. E a pochi passi altre frazioni in corso Fogazzaro. Episodi che potrebbero non essere collegati tra loro, vista la distanza delle aree nel mirino, al vaglio delle forze dell'ordine che stanno visionando i filmati della videosorveglianza per risalire i responsabili. Servizio di Luisa Bertini, questo dunque lo sconforto degli esercenti naturalmente. Allora ci spostiamo per parlare di tutela del territorio nel Bassanese a Mussolente con Vanessa Banzato e Renzo Rigon, perché dopo anni di richieste al Genio Civile si è mosso il comune per pulire il Giaron. Qual è la situazione, Vanessa? Qual era il problema? Buongiorno a te Lina, a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Io mi trovo assieme al vice sindaco di Mussolente Michele Ferronato e ci troviamo proprio nel punto in cui, chiedo a Renzo Rigon se può riprendere, nel punto in cui oggi il Giaron, questo lungo torrente che attraversa anche il comune di Mussolente, versa in queste condizioni di pulizia, di ordine e decoro. Ecco, non era così decisamente fino a qualche mese fa. Per anni il comune aveva chiesto l'intervento del Genio Civile perché venisse ripulita quella che era una vera e propria selva, perché non si poteva definire altrimenti, giusto Ferronato? Era una condizione di degrado terribile. Le persone avevano anche portato avanti una raccolta firme di cui ci eravamo occupati anche nei nostri telegiornali per cercare di così spingere il Genio Civile a ripulire il letto del Giaron e non solo, anche le parti degli argini. A un certo punto, dopo l'ennesima mancata risposta, avete detto ok, prendiamo noi in mano la situazione e facciamo. Sì, proprio a seguito delle firme dei cittadini noi avevamo inviato tutta la documentazione alla Regione Veneto e al Genio Civile di Treviso chiedendo appunto la pulizia degli argini e dell'alveo. Avevamo anche detto poi che qualora non fosse intervenuto la Regione e il Genio
civile l'eccellenza, avremmo provveduto noi almeno a fare lo sfalcio degli argini. Questo avveniva nel 2023 e a seguito di questo poi, a cavallo delle due amministrazioni, ci siamo presi questo impegno e abbiamo eseguito quest'inverno appunto la pulizia degli argini. Nell'alveo abbiamo potuto procedere solo ed esclusivamente sotto i ponti, perché per il resto è competenza del genio civile, al quale noi assolutamente non possiamo toccare. Però siete riusciti insomma a sistemare, a riportare decoro, ma soprattutto a riportare in sicurezza questa zona? Sì, il decoro, soprattutto la parte igienico-sanitaria, perché il fatto che ci siano state queste erbacce, queste erbe infestanti lungo gli argini portava anche roditori e via dicendo. In questo momento noi abbiamo proceduto per questa situazione, prevederemo anche nel breve a prolungare questo tratto, cercare di mantenere in ordine gli argini almeno per la zona urbana. Perché vogliamo ricordarlo, è competenza esclusiva del genio civile la pulizia, soprattutto nello specifico del Giaron. Assolutamente sì, in questo caso il genio civile di Treviso, il quale è l'unico competente per poter fare la pulizia all'interno dell'alveo. Ma perché non sono mai intervenuti nonostante i solleciti continui? Il problema che ci viene detto e riferito è quello dei fondi. La Regione Veneto ha stanziato fondi limitati per queste opere e purtroppo ci troviamo quindi in questa situazione. Però voi avete detto no, noi pensiamo alla salute dei cittadini, alla salute della cittadinanza e quindi soprattutto noi ci muoviamo senza pensare senza pensare di lasciare in quella situazione di totale degrado il Giaron. Certo, noi siamo intervenuti dove potevamo intervenire, sugli argini, sul fondo, come dice, sull'alveo non possiamo intervenire. Sull'alveo avevamo finanziato quindi noi l'intervento eseguito nel 2022 per quanto riguardava per quanto riguardava alcuni tratti critici nel quale il genio civile era intervenuto, però finanziato da noi direttamente. L'importo di? All'epoca di 100.000 euro. Però ecco, non vi fermate e nel caso dovesse ripresentarsi la situazione voi continuerete? Assolutamente sì, noi ci teniamo alla pulizia anche perché questo è un torrente che passa lungo tutto il nostro 6 chilometri di lunghezza all'interno del nostro territorio da nord a sud. Nei casi di forte maltempo, come sempre avviene, questo è uno degli elementi attenzionati perché un'esondazione del Giaron sarebbe critica per il territorio di Mussolente. Anche perché proprio prima di concludere ricordo che qualche decina d'anni fa il Giaron esondò a causa delle forti piogge e gran parte di tutte queste abitazioni andò totalmente sott'acqua. Ed è per questo che i cittadini, ben consci di quello che è successo, che hanno vissuto, ci hanno interpellato e più che altro ci hanno resi un'interfaccia rispetto a chi deve fare questi lavori. Certo. Insomma dai, le cose stanno andando avanti nel migliore dei modi, soprattutto per garantire, come ha detto anche il vice sindaco, la sicurezza dell'ambiente e delle persone. Da Mussolente è tutto, Lina, ti ricedo la linea. Grazie a Vanessa, grazie all'ospite naturalmente per le sue spiegazioni. E ci sono rifiuti invece abbondanti a pochi passi dal municipio di Romano Dezzelino e sotto l'occhio stesso delle telecamere. Sentiamo. È stato un uso improprio quello che alcune persone, verosimilmente giovani, hanno fatto del parcheggio del municipio di Romano Dezzelino. Ad accorgersene è stato il sindaco che ha documentato e commentato in modo pungente l'episodio sui social. L'altra mattina ho fotografato quella che era anche il residuo di una serata passata da qualche ragazzo lì sulle macchine del municipio, perché abbiamo trovato i residui proprio sopra i cofani delle macchine. Di conseguenza, in modo ironico, ho voluto ricordare a tutti che sì, possono anche passare una serata piacevole in compagnia, magari se poi finisce bene, ma i rifiuti si riportano a casa. Ci sono diverse telecamere di videosorveglianza, quindi diciamo che la cosa è stata venale questa volta e mi sono occupato personalmente di buttare i rifiuti, però non sarà tollerato ancora che un luogo così centrale possa essere oggetto di abbandoni. Non solo il luogo centrale, ma tutte le strade anche del comune, spesso e volentieri capita di trovare residui di borsette di questo o quel fast food e di conseguenza è molto molto fastidioso.
Bassanese, in cui si è discusso molto del tema dell'edilizia scolastica naturalmente in queste settimane, con tutta la vicenda delle scuole Pascoli eccetera, e non ci sono ancora tempi certi sulla riapertura dei bagni pubblici in via Marinali a Bassano. La possibile riapertura in primavera potrebbe slittare all'estate. La riapertura delle aule in via Marinali non per scopi giudiziari ma ad uso scolastico fa sorgere un bisogno e non in senso figurato o metaforico. Il riferimento è ai servizi igienici pubblici a pochi passi dal tribunale, chiusi e inutilizzabili da troppo tempo. Quello è un compendio che attualmente non è di proprietà del comune, è una situazione un po' complessa perché è un immobile storico, deve essere individuato dal punto di vista catastale proprio la parte che poi il comune dovrebbe acquisire. La parrocchia sta lavorando con grandissima attenzione attraverso professionisti specializzati proprio per risolvere questa questione, che è un mero trasferimento di proprietà. La storia però si sta allungando, ecco cosa lo stesso assessore Viero aveva dichiarato più di 6 mesi fa. I lavori sono stati ultimati, però insomma ci sono delle procedure burocratiche che devono essere espletate, la chiusura dei lavori, la contabilità finale, il collaudo finale, e poi insomma c'è anche la parte contrattuale su chi insomma deve comunque garantire la pulizia e i servizi igienici, quindi insomma nel giro di qualche mese anche questa partita verrà chiusa. La partita invece è arrivata ai tempi supplementari. Sui ritardi sono il primo ad essere dispiaciuto, ma proprio perché sono situazioni che a volte non possiamo controllare dal punto di vista tempistico, trattandosi appunto di aspetti meramente documentali. È chiaro insomma che le speranze sono quelle di avere i bagni aperti per il periodo estivo. Tra giugno e settembre, senza scuole ma con molti più turisti, verificheremo la tempistica annunciata. Per chi poi vorrà sfuggire alla calura potrebbe aprirsi la destinazione della spiaggetta di via Pusterla, altra storica battaglia di Rete Veneta. Anche qui sono molto cauto nel dare ovviamente delle tempistiche. In bilancio abbiamo stanziato 200.000 euro proprio per la riqualificazione della spiaggetta, riqualificazione che però deve passare attraverso un percorso condiviso con il Genio Civile e appunto da questo punto di vista ci stiamo muovendo proprio in collaborazione fra enti per capire cosa possiamo fare rispetto a quella spiaggetta. Senza dimenticare che, come i bagni di via Marinali, l'area è ancora di proprietà privata e che al comune spetta far valere l'interesse pubblico. Cambiamo argomento adesso e torniamo sulla vicenda che ha davvero commosso moltissimi, la morte del piccolo Cesare Zambon a soli 6 anni, bimbo che si era imparato a conoscere perché la mamma aveva tenuto un blog sulla malattia che lo aveva colpito, una malattia rara, una storia davvero che ha commosso l'Italia. Corri Cece, vola libero, il messaggio di mamma Valentina. Ciao Cece del mio cuore, sei stato coraggioso, senza paura, fino alla fine. Mamma Valentina Mastroianni saluta il suo Cesare scrivendo un nuovo straziante post della storia che ha accompagnato oltre 400.000 persone attraverso la vita di suo figlio, il piccolo Cesare Zambon, cui a soli 18 mesi fu diagnosticata la neurofibromatosi, una diagnosi pesante, un cammino difficile, una vita in terapia, con un tumore che nel tempo porta via al piccolo Cesare la vista, la mobilità, la parola. Un racconto che diventa nel tempo la storia di Cesare, foto, pensieri e ricordi capaci di creare una comunità attorno a questa famiglia. Valentina, Federico, il papà e i 2 fratelli. 2 libri e la famiglia che per curare Cece si trasferisce a Genova, famiglia che non dimentica mai la sua Conegliano, che oggi la abbraccia con tutta la sua forza. Per noi è stata una fortuna poter conoscere Cesare, un bimbo tra l'altro che aveva una grandissima vitalità, una grandissima voglia di conoscere nonostante le difficoltà, il mondo che lo circondava, e ha lasciato in tutti noi quel grande desiderio di capire che la vita è bella. Un pensiero va alla famiglia, una famiglia che ha dedicato parte della vita non solo a Cesare ma anche a tutta la comunità, perché molto del loro impegno è stato un impegno sociale, un impegno di solidarietà. Mi viene in mente il grande progetto che abbiamo fatto insieme per la stanza dell'ascolto. La stanza dell'ascolto, finanziata grazie alla campagna lanciata da mamma Valentina e Rotary di Conegliano, uno spazio di supporto psicologico sempre aperto per aiutare chi non ce la fa ad uscirne da solo. Forse è proprio questo che fa la differenza, cioè vedere persone che vivono comunque una situazione difficile dedicarsi agli altri. Questa è una grande storia di volontariato, che è una grande storia del nostro territorio.
Nel 2023, quando la chemioterapia inizia a non funzionare, nella vita di Cesare arriva Joy, inseparabile amico. Centinaia i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore a ricordare questo piccolo grande eroe. Questa vita a cui tu hai dato tanto senza chiedere niente, scrive ancora mamma Valentina. Una storia di affetto, dolore, consapevolezza e determinazione. Ti ho fatto una promessa di non essere arrabbiata con questa vita e ce la metterò tutta. E poi il saluto. Ora vai, finalmente libero. Corri, Cece, veloce come la luce, braccia aperte e vai. Torniamo alla cronaca di queste ultimissime ore. Da Padova hanno aggredito 3 giovani coetanei con un coltello, accanendosi contro una vittima anche quando era ormai a terra. La polizia ha rintracciato i responsabili, si tratta di 3 diciottenni. Denunciati dalla polizia 3 diciottenni tunisini che avevano aggredito con un coltello alcuni coetanei di origini albanesi che si erano rifiutati di acquistare da loro cocaina. Sono state le vittime a chiamare le volanti, raccontando che al loro rifiuto di comprare droga i tunisini li avevano aggrediti prima con calci e pugni e poi avevano estratto un coltello di circa 20 centimetri, ferendo un 19enne alla gamba e all'orecchio sinistro. Per 2 dei giovani tunisini irregolari, il questore di Padova, Marco Dorisio, ha disposto il trasferimento nel centro di rimpatrio di Bari per allontanarli dal territorio nazionale. Per il terzo, invece, è stata avviata la procedura di revoca del permesso di soggiorno. Gli agenti hanno anche ricostruito come i 3 giovani tunisini si siano passati tra loro l'arma, colpendo il 19enne a turno, nonostante fosse già steso a terra. I giovani albanesi erano poi fuggiti, sul posto polizia e SUEM, e la vittima è stata trasportata in ospedale, dove è stato dimesso con 20 giorni di prognosi. L'indagine della squadra mobile ha individuato tutti e 3 gli aggressori, che sono stati bloccati in un bar del centro e portati in questura. Il tunisino, che per primo ha mostrato il coltello, già ben noto alle forze dell'ordine per reati di droga, era anche destinatario di un divieto di avvicinarsi ai locali pubblici dell'intera provincia per 3 anni. Inoltre gli agenti hanno arrestato un 45enne incensurato di San Giorgio in Bosco che nascondeva in casa ben 42 dosi di cocaina di circa 1 grammo ciascuna, oltre a 2 bilancini di precisione, e un nigeriano irregolare che aveva con sé hashish e che a Padova, nel tentativo di fuggire in bicicletta, ha prima rischiato di investire alcuni pedoni e poi ha danneggiato un'auto della polizia. Nuova operazione contro la pedopornografia online in Veneto. Sono 6 le persone arrestate, alcune scoperte in flagranza, perquisizioni in quasi tutte le province del Veneto, tra gli arrestati anche un vero e proprio collezionista, chiamiamolo così. In un caso, nel caso del soggetto più anziano, abbiamo notato che il soggetto aveva una particolare tignosità e meticolosità nel catalogare ed archiviare il materiale scaricato. In casa migliaia di file con materiale pedopornografico, in un caso meticolosamente archiviati in raccoglitori di DVD, con la maniacale ossessione di un collezionista. Nuova maxi operazione della Polizia di Stato del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Venezia, coordinata dalla Procura di Venezia e in collaborazione con il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online. Mesi di indagini, poi le perquisizioni che hanno portato all'arresto di 6 persone e alla denuncia di una 7ª. I soggetti arrestati e indagati risiedono nelle province di Venezia, Padova, 2 e 2 rispettivamente. Un soggetto risiede nella provincia di Belluno, 1 a Rovigo e 1 a Verona. In alcuni casi, al momento del nostro ingresso in casa, gli operatori hanno trovato i dispositivi dei soggetti connessi ad internet intenti a condividere proprio il materiale pedopornografico. Gli arrestati hanno tra i 51 e i 70 anni, risiedono in quasi tutte le province del Veneto. Lo scambio avveniva tramite siti specializzati ed app difficilmente tracciabili. L'operazione si chiama Custodia Prospes, a significare che il nostro obiettivo ultimo è non tanto l'arresto dei pedofili quanto la tutela dei minori, quindi la protezione
per una speranza futura, la speranza che è rappresentata dai minori. Un'operazione che segue quella del 28 gennaio scorso, che portò a 12 arresti e 14 denunce con perquisizioni in 18 città d'Italia. Decine di migliaia i file sequestrati. Stamane anche il governatore del Veneto, Luca Zaia, ha espresso la sua soddisfazione. La pedopornografia, ha scritto, è uno dei reati più gravi e odiosi in assoluto, va contrastata a tutti i livelli. Esprimo un sentito ringraziamento a cui sono certo si unirà quello di tante famiglie alla Polizia Postale del Veneto. Andiamo sull'home page del Gazzettino che dà conto del flash mob con fumogeni e manifesti, lo vedete, striscioni, la protesta dei centri sociali in stazione a Venezia, stazione Santa Lucia. Diamo il DASPO al governo, l'obiettivo sono le zone rosse introdotte per il carnevale, con questa protesta estremamente visibile, movimentata in un sabato in cui la stazione è naturalmente frequentatissima. Lo abbiamo visto prima in diretta con il nostro Filippo Fois, com'è la città oggi per il carnevale. Allora, controllo del territorio che è fondamentale, abbiamo ripercorso la vicenda del sabotaggio alla pista da bob di Cortina. In questura a Belluno, che è chiamata naturalmente a un'opera di vigilanza sul territorio in vista delle Olimpiadi molto importante, c'è stato un avvicendamento di funzionari presentati dal questore della Rocca. Giri vorticosi di valzer nei ruoli apicali della questura di Belluno, che si appresta a vivere un anno di impegno olimpico. Mauro Carisdeo e Cristina Rizzo sono rispettivamente il nuovo vicario del questore Roberto Della Rocca e la nuova dirigente della squadra mobile. Ringrazio veramente il signor questore, il signor vicario, tutto lo staff della questura di Belluno per la bellissima accoglienza che ho avuto. Sicuramente una bella sfida e insomma accolgo e accetto l'incarico con grande gioia e insomma, speriamo che vada tutto per il meglio. Rizzo è la seconda dirigente donna dagli anni 90 a guidare la squadra mobile di Belluno, dopo Manuela De Bernardin. Palermitana, dopo la laurea in giurisprudenza e il tirocinio per la pratica forense, nel 2021 vince il concorso per commissari della Polizia di Stato. Nel 2023 ha svolto servizio al commissariato di Mestre e successivamente responsabile delle volanti alla questura di Venezia. Per Mauro Carisdeo il passo importante della promozione. A Belluno il nuovo vicario è stato dirigente delle volanti, della Digos, della squadra mobile dell'anticrimine. Primo dirigente dal 2020, Carisdeo, dopo aver diretto la squadra mobile di Padova, era ritornato a Belluno per dirigere la polizia amministrativa e sociale. Per me è un momento emozionante essere tornato a Belluno con incarico importante di collaborazione col questore in un momento delicato per la questura di Belluno, perché in vista delle Olimpiadi avremo molti impegni a affrontare. È un grande onore e motivo di gioia per me poter lavorare con il dottor Della Rocca. Un lavoro di squadra che già sta portando notevoli soddisfazioni, ha detto il questore, che dal suo insediamento a Belluno ha incentivato i giovani funzionari a creare un clima di vicinanza ai cittadini. Ci siamo anche ripromessi di formulare dei servizi che in realtà sembrano nuovi ma nuovi non sono. Abbiamo delle pattuglie appiedate che stanno percorrendo le vie di Belluno, soprattutto nei giorni particolari di mercato, e i poliziotti li ho proprio invitati a parlare con la gente, a dare delle risposte alle loro richieste e ad essere proprio vicini fisicamente ai bellunesi. Il vicario uscente Paolo Guiso è stato trasferito alla questura di Terni, mentre il capo della squadra mobile Jacopo Ballarin è il nuovo dirigente della Digos di Venezia. Andiamo in diretta adesso con il nostro Cristian Arboit, che si trova a Mansuè, perché per contrastare gli ecovandali si sono alzati addirittura i droni. Ci spiega tutto Cristian con Simone Merlo. A te. Lina, buongiorno da Mansuè. Siamo per la precisione in Pra dei Gai, che è uno dei luoghi simbolo di questo lembo di Marca orientale. Con me il sindaco di Mansuè, Leonio Milan, buongiorno sindaco, e gli assessori Eric Anzanello e Riccardo Vendramini, che tra l'altro è l'assessore più giovane d'Italia, 19 anni. Vedete l'assessore Anzanello con in mano che cosa, Anzanello? Ma è un controllo per il drone che noi usiamo da ormai più di un mese per ispezionare tutta la zona del nostro Pra dei Gai e individuare dove ci sono dei rifiuti che possono compromettere oltre che l'ambiente stesso, ma magari anche intasare qualche conduttura che porta acqua, essendo comunque un bacino di laminazione importante. È molto delicato e strategico. E mentre l'assessore Anzanello alza in volo il drone, sindaco Milan, quanto è importante questo
questo controllo del territorio. Allora, mi permetto, intanto buongiorno a tutti, io intanto ringrazio i miei due assessori Anzanello e Eric, che altro come e Riccardo, come ha detto che lei, che è l'assessore più giovane d'Italia. Allora, siamo sui dei Gai, è utile questo luogo tenerlo pulito perché è frequentato da tantissime famiglie con bambini che vengono a fare anche i picnic. Questo, come detto, è anche un bacino di laminazione che quando il Livenza si alza qui a 100 metri, questo si riempie, riempie e porta anche a volte le immondizie degli altri posti. Quindi per questo diventa fondamentale questa operazione che viene svolta periodicamente, soprattutto dagli assessori Anzanello, che vedete all'opera, e Vendramini. Dicevamo l'assessore più giovane d'Italia, che si dà da fare questa mattina. Cosa avete raccolto soltanto stamattina, Vendramini? Buongiorno a tutti intanto, e abbiamo raccolto diverse cose, cassette che sembrano della frutta, batterie, plastica, vetro. Anche qui adesso stavamo finendo, ci sono altri sacchi, possiamo vedere curiosamente sotto il divieto carico-scarico. Non siamo da soli, spesso siamo accompagnati anche da volontari che anche ci segnalano dove sono questi rifiuti, perché da soli non potremo avere occhi dappertutto, e dopo averci segnalati spesso si propongono anche di venire con noi ad aiutarci a raccoglierla. Quindi insomma c'è una mobilitazione in questa zona di Pra dei Gai. Assessore Anzanello, voi avete trovato questa mattina anche una batteria, tra l'altro. Sì, quindi anche elementi nocivi. Oltre a tutto il vetro, trovare queste situazioni qui può veramente comportare un disastro ambientale, e c'è ancora tanta cosa da tanta roba da raccogliere. Tanta ne abbiamo raccolta nelle settimane scorse, perché comunque, come dicevo, è già più di un mese che lavoriamo attorno a questo progetto. Ce la mettiamo tutta per raccogliere quello che può dar fastidio, e speriamo di colpire anche nella sensibilità della gente, che non continuino a lasciare rifiuti, insomma. Questo va detto, va ribadito. Sì. Sindaco Milan, brevemente, insomma, la lotta agli ecovandali in questa zona continua. Sì, io chiedo il buon senso di tutte quelle persone che vengono a scaricare i loro rifiuti in questa zona verde. Noi li stiamo combattendo, li combatteremo sempre, che stiamo mettendo delle fototrappole in modo per erogarle la giusta sanzione. Messaggio forte e chiaro da Pra dei Gai. Lina con Simone Merlo, ti restituisco la linea da Mansuè. Grazie Cristian, grazie Simone, grazie al sindaco, bello determinato. Noi andiamo velocemente in pubblicità, torniamo per i saluti. In chiusura, proprio per i saluti naturalmente di questa edizione di Focus TG, chiudiamo con le immagini che hanno diffuso i vigili del fuoco del furioso incendio che si è scatenato questa notte a Catron. Eccolo qua, con il campus di ICFarm purtroppo che ha subito danni davvero considerevoli per questo incendio, che ha divorato di fatto una palazzina, pare quella della zona del direzionale del server di ICFarm. Ci potrebbe essere un cortocircuito all'origine di quello che è accaduto. Vedete naturalmente lo scenario con il quale si sono trovati questa notte a dover combattere i vigili del fuoco, che davvero come sempre non si sono risparmiati per evitare che le fiamme si propagassero. Io ringrazio Francesco Cerone, Tony Paul in regia, vi do appuntamento come sempre ai telegiornali di questa sera, ringrazio i colleghi sempre precisi e puntuali. Un buon pomeriggio a tutti, arrivederci.